Adoriamo Santissimo. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi di mercoledì della settimana santa, seconda del Salterio. La meditazione degli eventi centrali della nostra redenzione sostenga la nostra preghiera. Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclami la tua lode.
Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronuncia menzogna? Chi non giura a danno del suo prossimo? Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca il tuo voto, Dio di Giacobbe. Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. L'inno è delle lodi. O Gesù Redentore, immagine del Padre, luce d'eterna luce, accogli il nostro canto. Per radunare i popoli nel patto dell'amore, distendi le tue braccia sul legno della croce. Al tuo fianco squarciato e fondi sull'altare i misteri pasquali della nostra salvezza. A te sia lode, o Cristo, speranza delle genti, a Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.
Nell'intimo soffriamo, aspettando la redenzione del nostro corpo. Ho detto, veglierò sulla mia condotta, per non peccare con la mia lingua. Porrò un freno alla mia bocca, mentre l'empio mi sta dinanzi. Sono rimasto quieto in silenzio, tacevo privo di bene. La sua fortuna ha spetterato il mio dolore, ardeva il cuore nel mio petto, a rispensarci è divampato il fuoco. Allora ho parlato, rivelami, Signore, la mia fine, quale sia la misura dei miei giorni, e saprò quanto è breve la mia vita. Vedi, in pochi palmi hai misurato i miei giorni, la mia esistenza davanti a te in un nulla. Solo un soffio e ogni uomo che vive, come ombra è l'uomo che passa. Solo un soffio che si agita, accumula ricchezze e non sa chi le raccolga. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nell'intimo soffriamo, aspettando la redenzione del nostro corpo. Ascolta la mia preghiera, Signore, non essere sordo al mio pianto. Ora che attendo, Signore, è la mia speranza. Liberami da tutte le mie colpe, non rendermi scherno dello stolto. Sto in silenzio, non apro bocca, perché sei tu che agisci. Allontana da me i tuoi colpi. Sono distrutto sotto il peso della tua mano. Castigando il suo peccato, tu correggi l'uomo, corrodi come tarlo i suoi tesori. Ogni uomo non è che un soffio. Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio al mio grido. Non essere sordo alle mie lacrime, poiché io sono un forestiero, uno straniero come tutti i miei padri. Custodi il tuo sguardo che io respiri, prima che me ne vada e più non sia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ascolta la mia preghiera, Signore, non essere sordo al mio pianto. Fiorente come un olivo, chi si abbandona in Dio. Perché ti vanti del male, o prepotente nella tua malizia? Udisci insidie ogni giorno, la tua lingua è come lama affilata, artefice di inganni. Preferisci il male al bene, la menzogna al parlare sincero. Ami ogni parola di rovina o lingua di impostura. E ciò Dio ti demolirà per sempre, ti speserà e ti strapperà dalla tenda e ti sradicherà dalla terra dei viventi. Vedendo i giusti saranno presi da timore, rideranno. Ecco l'uomo che non ha posto in Dio la sua difesa, ma confidava nella sua grande ricchezza e si faceva forte dei suoi crimini. Io invece, come olivo verdeggiante nella casa di Dio, abbandono alla fedeltà di Dio, ora e per sempre.
Voglio renderti grazia in eterno per quanto hai operato. Spero nel tuo nome perché è buono davanti ai tuoi fedeli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io rete come un olivo che si abbandona in Dio. Quando sarò innalzato da terra, attirerò a me ogni creatura. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore, vigilando che nessuno venga meno alla grazia di Dio. Non spunti né cresca alcuna radice velenosa in mezzo a voi che provochi torbidi, così che molti ne siano infettati. Non vi sia nessun fornicatore e nessun profanatore, come Esaù che in cambio di una sola pietanza vendette la sua primogenitura. E voi ben sapete che in seguito, quando volle ottenere in eredità la benedizione, fu respinto, perché non trovò possibilità che il padre mutasse sentimento, sebbene glielo richiedesse con lacrime. Voi infatti non vi siete accostati a qualche cosa di tangibile, né a fuoco ardente, né a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano che Dio non rivolgesse più a loro la parola, poiché non potevano sopportare l'intimazione data. Se anche una bestia tocca il monte, sia lapidata. Lo spettacolo, in realtà, era così terrificante che Mosè disse: «Ho paura e tremo». Voi vi siete invece accostati al monte Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti iscritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti portati alla perfezione, al mediatore della nuova alleanza e al sangue dell'aspersione dalla voce più eloquente di quello di Abele. Guardatevi perciò di non rifiutare colui che parla, perché se quelli non trovarono scampo per aver rifiutato colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno lo troveremo noi se volteremo le spalle a colui che parla dai cieli. La sua voce, infatti, un giorno scosse la terra, adesso invece ha fatto questa promessa: ancora una volta io scuoterò non solo la terra, ma anche il cielo. La parola ancora una volta sta a indicare che le cose che vengono scosse sono destinate a passare, in quanto cose create, perché rimangano quelle che sono incrollabili. Perciò, poiché noi riceviamo in eredità un regno incrollabile, conserviamo questa grazia e per suo mezzo rendiamo a Dio un culto gradito a Lui, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è un fuoco divoratore. Il popolo di Israele a udire la voce in mezzo alle tenebre.
mentre il monte era tutto in fiamme, si avvicinò a Mosè e disse: Ecco, il Signore nostro Dio ci ha mostrato la sua gloria alla sua grandezza. Voi siete ora accostati al monte di Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste. Ecco, il Signore nostro Dio ci ha mostrato la sua gloria e la sua grandezza. Dai trattati su Giovanni di Sant'Agostino Vescovo. Il Signore, o fratelli carissimi, ha definito la pienezza dell'amore con cui dobbiamo amarci gli uni gli altri con queste parole. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Ne consegue ciò che il medesimo Evangelista Giovanni dice nella sua lettera. Come Cristo ha dato la sua vita per noi, così anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli, amandoci davvero gli uni gli altri come Egli ci ha amato, fino a dare la sua vita per noi. Questo appunto si legge nei proverbi di Salomone. Quando siedi a mensa col potente, considera bene che cosa hai davanti e poni mano a far le medesime cose che fa lui. Ora, qual è la mensa del grande e del potente, se non quella in cui si riceve il corpo e il sangue di colui che ha dato la vita per noi? E che significa assidersi a questa mensa, se non accostarvisi con umiltà? E che vuol dire considerare bene che cosa si ha davanti, se non riflettere come conviene a una grazia sì grande? E che cosa è questo porre mano a far le medesime cose, se non ciò che ho detto sopra, e cioè, come Cristo ha dato la sua vita per noi, così anche noi dobbiamo essere disposti a dare la nostra vita per i fratelli. Quello che dice anche l'Apostolo Pietro: Cristo patì per voi lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Questo significa fare le medesime cose. Così hanno fatto con ardente amore i santi martiri, e se non vogliamo celebrare inutilmente la loro memoria, se non vogliamo accostarci infruttuosamente alla mensa del Signore, a quel banchetto in cui anche essi si sono saziati, bisogna che anche noi, come loro, siamo pronti a ricambiare il dono ricevuto. A questa mensa del Signore, perciò, noi non commemoriamo i martiri come facciamo con gli altri che ora riposano in pace, cioè non preghiamo per loro, ma chiediamo piuttosto che essi preghino per noi per ottenerci di seguire le loro orme. Essi, infatti, hanno toccato il vertice di quell'amore che il Signore ha definito come il più grande possibile. Hanno presentato ai loro fratelli quella stessa testimonianza di amore che essi medesimi avevano ricevuto alla mensa del Signore. Non vogliamo dire con questo di poter essere pari a Cristo Signore, qualora giungessimo a rendergli testimonianza fino allo spargimento del sangue. Egli aveva il potere di dare la sua vita e di riprenderla, mentre noi non possiamo vivere finché vogliamo e dobbiamo morire anche contro nostra voglia. Egli, morendo, uccise subito in sé la morte, mentre noi veniamo liberati dalla morte solo mediante la sua morte. La sua carne non conobbe la corruzione, mentre la nostra, solo dopo aver subito la correzione, rivestirà per mezzo di lui la incorruttibilità alla fine del mondo. Egli non ebbe bisogno di noi per salvarci, ma noi senza di lui non possiamo far nulla. Egli si è mostrato come vite a noi che siamo i tralci, a noi che senza di lui non possiamo avere la vita. Infine, anche se i fratelli arrivano a dare la vita per i fratelli, il sangue di un martire non viene sparso per la remissione dei peccati dei fratelli, cosa che invece egli ha fatto per noi. E con questo ci ha dato non un esempio da imitare, ma un dono di cui essergli grati. I martiri dunque, in quanto versarono il loro sangue per i fratelli, hanno ricambiato solo quanto hanno ricevuto alla mensa del Signore.
Manteniamoci sulla loro scia e amiamoci gli uni gli altri, come Cristo ha amato noi, dando se stesso per noi. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Egli ha mandato il suo unico Figlio nel mondo perché avessimo la vita per mezzo di Lui. Se Dio ci ha amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Dio ci ha amato per primo e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione dei nostri peccati. Se Dio ci ha amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nei giorni dell'angoscia, le mie mani cercano il Signore. La mia voce sale a Dio e grido aiuto. La mia voce sale a Dio finché mi ascolti. Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Io rifiuto ogni conforto. Ricordo di Dio e gemo, medito e viene meno il mio spirito. Vieni dal sonno i miei occhi, batto e senza parole. Ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani. Canto nella notte mi ritorna nel cuore. Rifletto e il mio spirito si va interrogando. Forse Dio ci respingerà per sempre. Sarà più benevolo con noi. Forse è cessato per sempre il suo amore. Dà la sua promessa per sempre. O Dio, ave dimenticato la misericordia, ave chiuso nell'ira il suo cuore. E ho detto, questo è il mio tormento, data la destra dell'Altissimo. Ricordo le gesta del Signore, ricordo le tue meraviglie di un tempo. Vado ripetendo le tue opere. Considero tutte le tue gesta. O Dio, santa è la tua via. Quale Dio è grande come il nostro Dio. Tu sei Dio che opera meraviglie. Manifesti la tua forza fra le genti. O braccio che ha salvato il tuo popolo, di Giobbe e di Giuseppe. Ti videro le acque, Dio, ti videro e ne furono sconvolte. Darono anche gli abissi. Mi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono nel cielo. Le tue saette guizzarono. Il fragore dei tuoi toni ne turbine, i tuoi fulmini riscalarono il mondo. La terra tremò e fu scossa. Il mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque. Le tue onde rimasero invisibili. Guidasti come gregge il tuo popolo, e mano di Mosè e di Aarone. E al Padre e al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nei giorni dell'angoscia,
Le mie mani cercano il Signore. Se siamo morti con Cristo, crediamo che vivremo con Lui. Il mio cuore esulta nel Signore, la mia fronte si innalza grazie al mio Dio. La bocca contro i miei nemici, perché io godo del beneficio che mi hai concesso. Non c'è santo come il Signore, non c'è rocca come il nostro Dio. Moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza. E il Signore è il Dio che sa tutto e le sue opere sono rette. L'arco dei forti si è spesato, ma i deboli sono rivestiti di vigore. Anzi, sono andati a giornata per un pane, mentre gli affamati hanno cessato di faticare. La sterile ha partorito 7 volte, la ricca di figli è sfiorita. Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Solleva dalla polvere il misero, alza il povero dalle immondizie, farli sedere con i capi del popolo, e dare loro un seggio di gloria. E che al Signore appartengono i gradini della terra, e su di essi fa poggiare il mondo. Passi dei giusti egli veglia, ma gli empi svaniscono nelle tenebre. Certo, non proverrà l'uomo malgrado la sua forza. Dal Signore saranno abbattuti i suoi avversari, l'Altissimo donerà dal cielo. Il Signore giudicherà gli estremi confini della terra, al suo re darà la forza ed eleverà la potenza del suo Messia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ne era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Siamo morti con Cristo. Crediamo che vivremo con Lui. Per noi Cristo è diventato sapienza, giustizia, santità e redenzione. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono. Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutti intorno i suoi nemici. Le sue foglie rischiarano il mondo ed esso sotto la terra. I monti fondono come
sostine, Signore, rendete grazia al suo santo nome. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E noi Cristo è diventato sapienza, giustizia, santità e redenzione. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Nelle tue mani sono i miei giorni, Mai sarò deluso. gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Il sangue di Cristo, offerto a Dio nello Spirito, ci lava dalle opere di morte per un culto santo a Dio vivente. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici
dello Spirito, ci lava dalle opere di morte per un culto santo a Dio vivente. Uniti nella celebrazione della passione di Cristo, preghiamo. Guardaci i frutti della tua Pasqua, o Signore. Signore, che hai accettato lo scandalo della croce, Comunicaci la gloria della tua risurrezione. sei stato tradito da uno dei tuoi amici. Preserva i tuoi fedeli da ogni difessione. Sul Monte degli Ulivi hai pregato il Padre tuo di risparmiarti il calice della passione. Fa che il dolore non soffochi mai in noi la fiducia e la preghiera. Il popolo che avevi prediletto ha invocato su di sé il tuo sangue. Scenda su di noi e su tutti gli uomini come lavacro di purificazione e di salvezza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimetiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo Figlio subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal potere del nemico, donaci di giungere alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Diamo grazie a Dio. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia che ha sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che dolci l'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le creazioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i figli della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
Gesù, servo sofferente, ci insegna la vera sapienza, quella che viene dall'alto e confida nell'aiuto di Dio Padre. Pertanto lo invochiamo dicendo: nella prova aiutaci, Padre. Nella prova aiutaci, Padre. Per la Chiesa, fa che sia fedele, paziente e coraggiosa, per non tradire il Cristo suo sposo. Ti preghiamo. Nella prova aiutaci, Padre. Per i popoli e le nazioni, fa che compiano un buon cammino sulla via del dialogo, perché vi sia per tutti un futuro di pace. Ti preghiamo. Nella prova aiutaci, Padre. Per le famiglie, fa che, condividendo affetti, beni e speranze, siano profezia di una vita riconciliata nella fraternità e nell'amore. Ti preghiamo. Nella prova aiutaci, Padre. Per i pastori della comunità cristiana, mantienili nella carità anche quando lottano in difesa dei piccoli e dei poveri. Ti preghiamo. Nella prova aiutaci, Padre. Per ciascuno di noi, fa che non ci stanchiamo di purificare continuamente il nostro cuore per ospitare con gioia la presenza di Cristo, nostra Pasqua. Ti preghiamo. Nella prova aiutaci, Padre. Padre misericordioso, esaudisci la nostra supplica e donaci un cuore puro, pronto a vivere il mistero della Pasqua. Te lo domandiamo per lo stesso Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta questa offerta, o Signore, e nella tua bontà concedi che testimoniamo con la vita la passione del tuo Figlio che celebriamo nei santi misteri, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro.
contempliamo ormai vicini i giorni della sua Pasqua di morte e risurrezione, nei quali è sconfitta la superbia dell'antico avversario e celebrato il mistero della nostra redenzione. Per questo grande mistero le schiere degli angeli adorano la tua gloria e per l'eternità si allietano al tuo cospetto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammetti alla luce del tuo voto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, dona la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Anima Christi, pagina 21.
Preghiamo. Dona ai tuoi fedeli, Dio Onnipotente, la sicura speranza della vita eterna che ci hai dato con la morte del tuo Figlio, celebrata in questi santi misteri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Concedi ai tuoi figli, o Padre, di gustare senza fine i sacramenti pasquali e di attendere con vivo desiderio i doni promessi, perché fedeli ai misteri della loro rinascita siano così condotti a una vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Pagina 167.
Scrivi: sono 3 volte santo ed ho orrore del più piccolo peccato. Non posso amare un'anima macchiata dal peccato, ma quando si pente la mia generosità non ha limiti verso di lei. La mia misericordia l'abbraccia e la perdona. Con la misericordia insegue i peccatori su tutte le loro strade ed il mio cuore gioisce quando essi ritornano a me. Dimentico le amarezze con le quali hanno abbeverato il mio cuore e sono lieto per il loro ritorno. Di ai peccatori che nessuno sfuggirà alle mie mani. Se fuggono davanti al mio cuore misericordioso, cadranno nelle mani della mia giustizia. Di ai peccatori che li attendo sempre, sto in ascolto del battito del loro cuore per sapere quando batterà per me. Scrivi che parlo loro con i rimorsi di coscienza, con gli insuccessi e le sofferenze, con le tempeste ed i fulmini. Parlo con la voce della Chiesa e se rendono vane tutte le mie grazie, comincio ad adirarmi contro di essi, abbandonandoli a se stessi, e do loro quello che desiderano. La potenza di Dio di tutto trionfa, ma l'umile e dolente preghiera trionfa di Dio stesso. Ne arresta il braccio, ne spegne il fulmine, lo disarma, lo vince, lo placa e se lo rende, quasi sarei per dire, dipendente ed amico. Se si gode sempre della protezione di Dio, si comincia a crederla meno necessaria. Ecco perché conviene che talvolta ci sia sottratta, per mostrarci che senza di essa siamo un nulla. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno, mercoledì santo, 5 aprile, San Vincenzo Ferrer. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Padre misericordioso, Tu hai voluto che Cristo, Tuo Figlio, subisse per noi il supplizio della croce, per liberarci dal potere del nemico. Donaci di giungere alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, uno dei 12, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il Maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te, con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera si mise a tavola con i 12. Mentre mangiavano disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli:
sono forse io, Signore? Ed egli rispose, colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda, il traditore, disse, Rabbì, sono forse io? Gli rispose, tu l'hai detto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Quanto volete darmi perché io ve lo consegni? Questa è la frase terribile con cui Giuda comincia la sua trattativa per vendere il suo amico Gesù. Certo è vero che anche Pietro rinnega Gesù, infatti quando sente minacciata la sua vita si lascia vincere dalla paura e per 3 volte finge di non conoscere il suo migliore amico. Ma c'è una grande differenza tra Pietro e Giuda, e sì altro che chiacchiere. Infatti un conto è essere colti impreparati nel momento della prova, come è accaduto a Pietro, ma un altro conto è andare in cerca dei nemici per cercare di ricavare dei soldi dalla vendita di un amico. Grande, grandissimo è il peccato di Giuda. Ma anche se prendiamo le distanze da quel traditore, questo non significa che non possa capitare anche a noi qualcosa di simile. Ed è impressionante che l'Evangelista specifichi che tutti quanti i discepoli domandano a Gesù, sono forse io, Signore? Sì, è proprio vero. A volte siamo traditori e nemmeno ce ne accorgiamo. E così con timore anche noi oggi domandiamo a Gesù, sono forse io, Signore? Io non sono Giuda, questo no, ma anch'io ho fatto del male, anch'io ho fatto soffrire alcune persone, anch'io ho fatto soffrire Dio. E Gesù ha donato la sua vita anche per me, per il perdono dei miei peccati. E allora oggi chiniamo il capo nell'ascoltare questo Vangelo e siccome non possiamo fare affidamento sulla nostra giustizia, affidiamoci solo alla misericordia di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E manteniamoci sempre uniti non solo nell'ascolto del Vangelo, ma anche nella preghiera, sostenendoci a vicenda. Il Signore ti custodisca nella pace. Ciao ciao e abbi cura di te. Bravo, tranquillo. Bravo.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno,
in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute.
Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Oggi si festeggia San Vincenzo Ferrer, il predicatore pentecostale compreso da tutti, come in una specie di traduzione simultanea. Nelle prediche e nelle esortazioni, diceva Vincenzo, usate un linguaggio semplice e familiare per spiegare con chiarezza ai fedeli ciò che essi devono fare. E soprattutto parlate in maniera che le vostre parole sembrino uscire dal profondo del cuore. Queste parole, tratte dagli scritti di vita spirituale, ben definiscono il santo spagnolo che fu un predicatore infaticabile del Vangelo e che per circostanze storiche da lui non volute venne a trovarsi inspiegabilmente dalla parte sbagliata, ossia quella di un antipapa. Quando Vincenzo
fedelissimo alla Chiesa, si accorse dell'involontario errore, si adoperò in tutti i modi per far cessare nella Chiesa lo scandalo della divisione. Ma chi era questo santo? Vincenzo Ferrer era nato nel 1350 a Valencia, in Spagna, ma era figlio di un padre inglese. A 17 anni scelse la strada del convento ed entrò tra i padri predicatori, i padri domenicani della sua città natale, appunto Valencia, dove divenne maestro di teologia. Ai suoi doni eccezionali Vincenzo unì anche una preparazione non comune, una preparazione dottrinale e una capacità straordinaria di trasmettere le verità della fede. Per queste sue doti ben presto ha ricevuto dal suo ordine religioso l'incarico di predicatore generale. Questo importante compito aumentò in Vincenzo moltissimo la sua notorietà e venne frequentemente coinvolto nei gravi problemi che travagliavano la Chiesa del suo tempo. Uno dei momenti più delicati è stato certamente quello che segnò il cosiddetto grande scisma, ossia la elezione contemporanea di due papi che si contendevano il governo della Chiesa. Da una parte Clemente VII ad Avignone e dall'altra Urbano VI a Roma. Non fu facile distinguere chi era il Papa legittimo e chi l'antipapa, e neppure quale davvero fosse la posizione di ognuno. Per un certo periodo Vincenzo si trovò a militare dalla parte sbagliata, schierandosi accanto all'antipapa Clemente VII, convinto in buona fede dal cardinale aragonese Pietro de Luna, il quale ne divenne il suo successore, prendendo il nome di Benedetto XIII. Il cardinale Pietro de Luna seguiva una linea generale condivisa anche dal superiore generale dell'ordine domenicano, per cui Vincenzo accettò per obbedienza di recarsi ad Avignone in qualità di confessore dell'antipapa Benedetto XIII, in qualità di penitenziere e di maestro del Sacro Palazzo. Ma quando Vincenzo si accorse dell'errore, deluso e disgustato, lasciò la corte avignonese. Ma quando Vincenzo si accorse dell'errore, deluso e disgustato, lasciò la corte avignonese, dando inizio alla propria missione di apostolo peregrinante attraverso l'Europa. Predicò la penitenza dei peccati e la necessità di prepararsi al giudizio finale. L'entusiasmo che suscitava la sua predicazione era tale che migliaia di persone decidevano di seguirlo. Il santo domenicano accompagnava la parola con numerosi miracoli. Vincenzo Ferrer venne definito un autentico predicatore pentecostale. Conosceva solo il castigliano e il latino, ma gli ascoltatori che gremivano le chiese durante le missioni popolari da lui predicate udivano le sue parole come in una traduzione simultanea. Si dice che per permettere alle folle di udire la sua voce venivano issate a lato del pubblico delle banderuole che, spinte dal vento, permettevano agli uditori di posizionarsi nella stessa direzione in modo da ricevere, insieme al vento, anche la voce di Vincenzo Ferrer che pronunciava i suoi sermoni. La sua era una predicazione infuocata dai toni apocalittici, tanto che venne anche chiamato l'angelo dell'Apocalisse. Era spinto a una tale predicazione dallo smarrimento generale delle coscienze, causato anche dall'avanzare delle numerose eresie e dalla confusione che regnava ai vertici del papato, causata, come abbiamo detto, dagli scismi e dalle divisioni. Richiamava tutti alla conversione e predicava il ritorno all'interiorità, il ritorno alla moralità e alla purezza di vita.
Naturalmente al suo ritorno a Roma tentò di convincere il Papa Benedetto XIII a dimettersi e condannò pubblicamente le sue orgogliose resistenze. Ciò non avvenne, per cui si dovette attendere il Concilio di Costanza per vedere tornare nella Chiesa la concordia e il fervore della fede. Tra i gesti storici più importanti compiuti da San Vincenzo Ferrer, il fatto di essersi adoperato per cercare in tutti i modi di fermare la guerra dei 100 anni. Ma l'anno successivo morì a Vannes, in Francia. Alla sua tomba, ancora oggi meta di pellegrinaggi, si recano soprattutto i padri domenicani che lo annoverano tra i loro santi. E allora noi, nel giorno di San Vincenzo Ferrer, rivolgiamo a Dio la seguente preghiera. Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere, soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza e unico liberatore, unica gioia e unica verità, che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Amen. Oggi si festeggia San Vincenzo Ferrer, il predicatore pentecostale compreso da tutti, come in una specie di traduzione simultanea. Nelle prediche e nelle esortazioni, diceva Vincenzo, usate un linguaggio semplice e familiare per spiegare con chiarezza ai fedeli ciò che essi devono fare. E soprattutto parlate in maniera che le vostre parole sembrino uscire dal profondo del cuore. Queste parole, tratte dagli scritti di vita spirituale, ben definiscono il santo spagnolo che fu un predicatore infaticabile del Vangelo e che per circostanze storiche da lui non volute venne a trovarsi inspiegabilmente dalla parte sbagliata, ossia quella di un antipapa. Quando Vincenzo, fedelissimo alla Chiesa, si accorse dell'involontario errore, si adoperò in tutti i modi per far cessare nella Chiesa lo scandalo della divisione. Ma chi era questo santo? Vincenzo Ferrer era nato nel 1350 a Valencia, in Spagna, ma era figlio di un padre inglese. A 17 anni scelse la strada del convento ed entrò tra i padri predicatori, i padri domenicani della sua città natale, appunto Valencia, dove divenne maestro di teologia. Ai suoi doni eccezionali Vincenzo unì anche una preparazione non comune, una preparazione dottrinale e una capacità straordinaria di trasmettere
le verità della fede. Per queste sue doti ben presto ha ricevuto dal suo ordine religioso l'incarico di predicatore generale. Questo importante compito aumentò in Vincenzo moltissimo la sua notorietà e venne frequentemente coinvolto nei gravi problemi che travagliavano la Chiesa del suo tempo. Uno dei momenti più delicati è stato certamente quello che segnò il cosiddetto grande scisma, ossia la elezione contemporanea di due papi che si contendevano il governo della Chiesa. Da una parte Clemente VII ad Avignone e dall'altra Urbano VI a Roma. Non fu facile distinguere chi era il Papa legittimo e chi l'antipapa, e neppure quale davvero fosse la posizione di ognuno. Per un certo periodo Vincenzo si trovò a militare dalla parte sbagliata dal cardinale aragonese Pietro de Luna, il quale ne divenne il suo successore, prendendo il nome di Benedetto XIII. Il cardinale Pietro de Luna seguiva una linea generale condivisa anche dal superiore generale dell'ordine domenicano, per cui Vincenzo accettò per obbedienza di recarsi ad Avignone in qualità di confessore dell'antipapa Benedetto XIII, in qualità di penitenziere e di maestro del Sacro Palazzo. Ma quando Vincenzo si accorse dell'errore, deluso e disgustato, lasciò la corte avignonese. Ma quando Vincenzo si accorse dell'errore, deluso e disgustato, lasciò la corte avignonese, dando inizio alla propria missione di apostolo peregrinante attraverso l'Europa. Predicò la penitenza dei peccati e la necessità di prepararsi al giudizio finale. L'entusiasmo che suscitava la sua predicazione era tale che migliaia di persone decidevano di seguirlo. Il santo domenicano accompagnava la parola con numerosi miracoli. Vincenzo Ferrer venne definito un autentico predicatore pentecostale. Conosceva solo il castigliano e il latino, ma gli ascoltatori che gremivano le chiese durante le missioni popolari da lui predicate udivano le sue parole come in una traduzione simultanea. Si dice che per permettere alle folle di udire la sua voce venivano issate a lato del pubblico delle banderuole che, spinte dal vento, permettevano agli uditori di posizionarsi nella stessa direzione in modo da ricevere, insieme al vento, anche la voce di Vincenzo Ferrer che pronunciava i suoi sermoni. La sua era una predicazione infuocata dai toni apocalittici, tanto che venne anche chiamato l'angelo dell'Apocalisse. Era spinto a una tale predicazione dallo smarrimento generale delle coscienze, causato anche dall'avanzare delle numerose eresie e dalla confusione che regnava ai vertici del papato, causata, come abbiamo detto, dagli scismi e dalle divisioni. Richiamava tutti alla conversione e predicava il ritorno all'interiorità, il ritorno alla moralità e alla purezza di vita. Naturalmente, al suo ritorno a Roma, tentò di convincere il Papa Benedetto XIII a dimettersi e condannò pubblicamente le sue orgogliose resistenze. Ciò non avvenne, per cui si dovette attendere il Concilio di Costanza per vedere tornare nella Chiesa la concordia e il fervore della fede. Tra i gesti storici più importanti compiuti da San Vincenzo Ferrer, il fatto di essersi adoperato per cercare in tutti i modi di fermare la guerra dei 100 anni. Ma l'anno successivo morì a Vannes, in Francia. Alla sua tomba, ancora oggi meta di pellegrinaggi, si recano soprattutto i padri domenicani che lo annoverano tra i loro santi. E allora noi, nel giorno di San Vincenzo Ferrer, rivolgiamo a Dio la seguente
preghiera. Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere, soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza e unico liberatore, unica gioia e unica verità, che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Amen. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la prima lettura di oggi riporta il terzo canto del servo del Signore. Questo terzo canto presenta il servo del Signore come sofferente. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Si parla chiaramente delle sofferenze di Gesù. Gesù percosso e flagellato, ma in mezzo a questa grande sofferenza il servo del Signore mantiene una grande fiducia in Dio. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È questa la cosa più difficile, mantenere la fiducia in Dio quando si è nella sofferenza. Facile confidare in Lui nella prosperità, eroico è dimostrarla sotto il peso della prova. Questo tempo di difficoltà che stiamo attraversando è un banco di prova per saggiare la nostra fede. È soprattutto al momento della prova che si possono fare passi molto grandi nel cammino della nostra santificazione. Dire Gesù confido in te, pensaci tu quando tutto va male, vale più di tante preghiere recitate al momento favorevole tra tante consolazioni. Il servo di Dio si dimostra tale al momento della prova. È allora che si vedono i veri amici del Signore.
Un giorno Santa Teresa, provata da tante tribolazioni, si lamentava con Dio e il Signore le rispose: Teresa, è così che tratto i miei amici. E lei, di rimando, con grande confidenza rispose: ed è per questo che ne hai così pochi. Questo dialogo tra Gesù e Santa Teresa ci fa capire che la prova non è una disgrazia, l'unica disgrazia è il peccato. Ci fa capire che la prova è un dono della bontà divina per la nostra purificazione e santificazione, ma sono pochi quelli che lo comprendono. Per questo motivo i veri amici di Gesù sono sempre pochi. I veri amici si vedono al momento della prova. Santa Teresa diceva che tante volte noi non amiamo il Dio delle consolazioni, ma le consolazioni di Dio. Amiamo maggiormente i suoi doni che Lui, e per questo a volte Dio ci lascia senza i suoi doni, affinché noi possiamo finalmente amarlo veramente con tutto il cuore. Il Salmo continua a parlare dei dolori del servo sofferente, ovvero di Gesù. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. E sono soprattutto queste le parole del Salmo che dobbiamo meditare. Mi aspettavo compassione, ma invano, consolatori, ma non ne ho trovati. Queste parole sono di grande attualità. Gesù è solo e abbandonato nelle nostre chiese, senza chi lo vada a consolare. Gesù stesso un giorno si lamentò con Santa Gemma Galgani in questo modo: il mio cuore sempre contristato, me ne rimango quasi sempre solo nelle chiese, e se molti si radunano hanno ben altri motivi e devo soffrire di vedere la mia chiesa, la mia casa, ridotta in un teatro di divertimento. E a Santa Margherita Maria così diceva: io ho una sete ardente d'essere onorato dagli uomini nel Santissimo Sacramento e non trovo quasi nessuno che secondo il mio desiderio si sforzi di dissetarmi usando verso di me qualche contraccambio. Come c'è possibile? Andiamo a consolare Gesù, amiamolo e adoriamolo per chi si dimentica di Lui. Nella vita di Santa Gemma Galgani si racconta un particolare molto bello. Quando la santa si recava in chiesa, tante volte era costretta a rimanere in fondo, vicino all'uscita. Cercava di avvicinarsi all'altare quanto più poteva, ma non ci riusciva. Non ci riusciva perché era talmente grande il suo amore per l'Eucaristia che letteralmente le si bruciacchiavano gli abiti dalla parte del cuore. Anche noi tante volte rimaniamo in fondo alla Chiesa, ma per ben altri motivi. Se così è stato fino ad oggi, facciamo in modo che non lo sia più per l'avvenire. È vero, il nostro cuore è freddo e duro come una pietra, ma perlomeno una pietra esposta al sole si arroventa. Così sarà del nostro cuore davanti al sole divino che è Gesù nel tabernacolo o perlomeno nell'adorazione di desiderio. Un po' per volta si scalderà e inizierà ad amare e a consolare e a ripagare chi tanto ci ama. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe.
Il rosario è una preghiera bellissima che è da secoli che piccoli, grandi, anziani recitano, dicono, e man mano che dicono le Ave Marie si sentono più sereni, più contenti. È un effetto di questa fede che Maria, la nostra mamma del cielo, ci sta ascoltando. Noi non vediamo niente, ci stanchiamo. Io ricordo quando ero bambino che andavo in chiesa alla sera, il mese di maggio, non vedevamo l'ora, perché dopo si andava a giocare a nascondiglio, eccetera. Però il rosario lo dicevo da bambino come sapevo dirlo quella volta. Dopo sono cresciuto, l'ho detto da grande, e adesso che sono anche sacerdote lo dico in una maniera tanto più bella, perché ho visitato tanti santuari, tanti posti dove Maria è apparsa. E allora, immaginando che è lì presente, sapendo che ci ascolta, non prego per me, ma per tutti. Per cui sento ogni giorno la gioia di dire questo rosario, ma il mese di maggio è per tanti, per unirsi nelle famiglie, per sentirsi vicini. E questo ripetere le Ave Marie può stancare, ma è sempre un momento di gioia in cui diamo un piccolo atto di amore a Maria e con Maria a tutta la famiglia, a tutto il mondo. E quindi noi seminiamo le Ave Marie. Io dico, cosa fai in chiesa qualche volta? Cammino su e giù per la chiesa e semino le Ave Marie. È un modo di dire seminare, ma entreranno nel cuore di tanti. E questo mi dà coraggio e gioia di andare avanti. E poi c'è l'abitudine di dire le 3 Ave Maria alla sera. A 8 anni mi hanno detto di dire le 3 Ave Maria alla sera. Non ho mai smesso e ho sentito sempre una presenza della Madonna che mi benedice. Ecco, quelle 3 Ave Maria si possono dire ai piedi del letto prima di addormentarsi e dà un bel segno, perché l'Ave Maria, e finisco per dirvi questo, è un bel saluto che, pensandoci bene, l'angelo non ha detto a Maria, Shalom, la pace, ha detto Chaire Maria, una parola difficile che dice rallegrati Maria, sta contenta perché sei piena di grazia, il Signore è con te. E noi ripetiamo questo saluto a Maria, che poi dicendo prega per noi, che abbiamo bisogno di aiuto, dei compiti, per noi peccatori che abbiamo tante cose, che facciamo i capricci, che ci aiuti adesso in questo momento mentre preghiamo e poi nell'ora della nostra morte, che poi può essere chiamato anche nell'ora del nostro incontro, perché la morte non esiste, ma la morte è l'incontro con Maria che ci abbraccia dopo averla chiamata tante volte qui sulla terra e seminato tante Ave Marie, che sono tante rose messe insieme che formano il rosario. Buon mese di maggio a chi può provare, provi e vedrà che troverà pace e gioia. Amen.
l'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Trinità d'amore. Eterna comunione, Padre, Figlio e Spirito Santo. Confidiamo nella tua fedeltà e misericordia. Vieni, Santo Spirito. Manda il tuo Spirito, Signore. Venga, o Padre, il tuo Santo Spirito e ci trasformi interiormente con i suoi doni. Crei in noi un cuore nuovo perché possiamo piacere a te e compiere il tuo disegno di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore, vigilando che nessuno venga meno alla grazia di Dio. Non spunti né cresca alcuna radice velenosa in mezzo a voi, che provochi torbidi, così che molti ne siano infettati. Non vi sia nessun fornicatore, nessun profanatore come Esaù, che in cambio di una sola pietanza vendette la sua primogenitura. E voi ben sapete che in seguito, quando volle ottenere in eredità la benedizione, fu respinto, perché non trovò possibilità che il padre mutasse sentimento, sebbene glielo richiedesse con lacrime. Voi infatti non vi siete accostati a qualche cosa di tangibile, né a fuoco ardente, né a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano che Dio non rivolgesse più a loro la parola, poiché non potevano sopportare l'intimazione data. Se anche una bestia tocca il monte, sia lapidata. Lo spettacolo in realtà era così terrificante che Mosè disse: «Ho paura e tremo». Voi vi siete invece accostati al monte Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti iscritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti portati alla perfezione, al mediatore della nuova alleanza e al sangue dell'aspersione dalla voce più eloquente di quello di Abele. Guardatevi perciò di non rifiutare colui che parla, perché se quelli non trovarono scampo per per aver rifiutato colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno lo troveremo noi se volteremo le spalle a colui che parla dai cieli. La sua voce infatti un giorno scosse la terra, adesso invece ha fatto questa promessa: ancora una volta io scuoterò non solo la terra ma anche il cielo. La parola ancora una volta sta a indicare che le cose che vengono scosse sono destinate a passare in quanto cose create, perché rimangano quelli che sono incrullabili. Perciò, poiché noi riceviamo in eredità un regno incrollabile, conserviamo questa grazia per suo mezzo, rendiamo a Dio un culto gradito a Lui con riverenza e timore, perché il nostro Dio è un fuoco divoratore. Il popolo di Israele, all'udire la voce in mezzo alle tenebre, mentre il monte era tutto in fiamme, si avvicinò a Mosè e disse: «Ecco il Signore nostro Dio, facciamo stare la sua gloria e la sua grandezza». Voi vi siete ora accostati al monte di Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste. Dai trattati su Giovanni di Sant'Agostino Vescovo.
Il Signore, o fratelli carissimi, ha definito la pienezza dell'amore con cui dobbiamo amarci gli uni gli altri con queste parole. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Ne consegue ciò che il medesimo Evangelista Giovanni dice nella sua lettera. Cristo ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli, amandoci davvero gli uni gli altri come Egli ci ha amato, fino a dare la sua vita per noi. Questo appunto si legge nei Proverbi di Salomone. Quando siedi a mensa col potente, considera bene che cosa hai davanti e poni mano a far le medesime cose che fa lui. Ora, qual è la mensa del grande e del potente, se non quella in cui si riceve il corpo e il sangue di colui che ha dato la vita per noi? E che significa assidersi a questa mensa se non accostarvisi con umiltà? E che vuol dire considerare bene che cosa si ha davanti, se non riflettere come si conviene a una grazia sì grande? E che cosa è questo porre mano a fare le medesime cose, se non ciò che ho detto sopra, e cioè, come Cristo ha dato la sua vita per noi, così anche noi dobbiamo essere disposti a dare la vita per i fratelli. È quello che dice anche l'Apostolo Pietro. Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Questo significa fare le medesime cose. Così hanno fatto con ardente amore i santi martiri, e se non vogliamo celebrare inutilmente la loro memoria, se non vogliamo accostarci infruttuosamente alla mensa del Signore, a quel banchetto in cui anch'essi si sono saziati, bisogna che anche noi, come loro, siamo pronti a ricambiare il dono ricevuto. A questa mensa del Signore, perciò, noi non commemoriamo i martiri come facciamo con gli altri che ora riposano in pace, cioè non preghiamo per loro, ma chiediamo piuttosto che essi preghino per noi per ottenerci di seguire le loro orme. Essi infatti hanno toccato il vertice di quell'amore che il Signore ha definito come il più grande possibile. Hanno presentato ai loro fratelli quella stessa testimonianza di amore che essi medesimi avevano ricevuto alla mensa del Signore. Non vogliamo dire con questo di poter essere pari a Cristo Signore, qualora giungessimo a rendergli testimonianza fino allo spargimento del sangue. Egli aveva il potere di dare la sua vita e di riprenderla, mentre noi non possiamo vivere finché vogliamo e dobbiamo morire anche contro la nostra voglia. Egli, morendo, uccise subito in sé la morte, mentre noi veniamo liberati dalla morte solo mediante la sua morte. La sua carne non conobbe corruzione, mentre la nostra, solo dopo aver subito la corruzione, rivestirà per mezzo di lui l'incorruttibilità alla fine del mondo. Egli non ebbe bisogno di noi per salvarci, ma noi senza di lui non possiamo fare nulla. Egli si è mostrato come vite a noi che siamo i tralci, a noi che senza di lui non possiamo avere la vita. Infine, anche se i fratelli arrivano a dare la vita per i fratelli, il sangue di un martire non viene sparso per la remissione dei peccati dei fratelli, cosa che invece egli ha fatto per noi. E con questo ci ha dato non un esempio da imitare, ma un dono di cui essergli grati. I martiri dunque, in quanto versarono il loro sangue per i fratelli, hanno ricambiato solo quanto hanno ricevuto dalla mensa del Signore. Manteniamoci sulla loro scia
e amiamoci gli uni gli altri come Cristo ha amato noi, dando se stesso per noi. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Egli ha mandato il suo unico Figlio nel mondo perché avessimo la vita per mezzo di Lui. Dio ci ha amato per primo e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. La mia voce sale a Dio
Il Signore regna, esulti la terra. Gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono. I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria. Ascolta, Sion, me ne gioisce, esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore. Odiate il male voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei suoi fedeli, li strapperà dalle mani degli empi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per noi Cristo è diventato sapienza, giustizia, santità e redenzione. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso. Signore
Uniti nella celebrazione della passione di Cristo, preghiamo. Signore, che hai accettato lo scandalo della croce, sei stato tradito da uno dei tuoi amici. Sul Monte degli Ulivi hai pregato il Padre tuo di risparmiarti il calice della passione. Il popolo che avevi prediletto ha invocato su di sé il tuo sangue. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo Figlio subisse per noi il supplizio della croce, per liberarci dal potere del nemico, donaci di giungere alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica e doni a tutti gli uomini pace e salvezza. Rendiamo grazie a Dio.
Nella puntata di oggi parleremo di Staranzano. Come prima tappa ci siamo fermati doverosamente all'isola della Cona. Vi suggerisco davvero di venire a visitarla perché è un'occasione imperdibile per entrare in contatto con la natura, se volete anche con se stessi, e poi comunque vedete proprio a dimensione di famiglia. Visitarla è molto semplice, si può raggiungere il centro visita in macchina e poi ci si incammina lungo i sentieri immersi in questo splendido verde. Allora, tutti i cavalli presenti nell'isola della Cona sono di razza Camargue, cioè vengono dalla Francia, dove la Camargue è una regione alle foci del Rodano, è una zona paludosa molto simile a quella che abbiamo qua all'interno dell'isola della Cona, per cui sono cavalli abituati a vivere in un ambiente un po' particolare. Quindi si adattano bene, insomma, alle nostre zone, a queste zone. Esatto, sono stati scelti proprio per quello. Tra tutte le razze che ci sono quelle più adatte, diciamo, a vivere in mezzo alla salsedine, in mezzo al fango e al pantano. Si adattano anche a fantini principianti? Sì, questi cavalli sono buonissimi. Tant'è vero che le passeggiate che facciamo sono passeggiate, diciamo, adatte a qualsiasi livello di cavaliere, dal principiante, quindi l'inesperto assoluto, fino al cavaliere più esperto. Tant'è vero che noi proponiamo passeggiate di diverso tipo, molto semplici per i neofiti e un po' più complicate, quindi in mezzo al bestiame, perché abbiamo anche del bestiame al pascolo, e in mezzo ai cavalli allo stato brado, per i cavalieri invece un po' più esperti. Offrite anche un servizio terapeutico, vero? Sì, esatto. Svolgiamo delle sedute di equitazione ricreativa per disabili in cui appunto questi cavalli vengono impiegati per far fare della ginnastica e degli esercizi ai ragazzi che portano handicap. La natura ritorna in aiuto dell'uomo, lavorando in sinergia con le persone più svantaggiate. Ed eccoci arrivati all'osservatorio Marinetta, il primo che si incontra seguendo il percorso partendo dal centro visite.
Come vedete, la classica struttura del casone lagunare è diviso in 3 sezioni. Al primo livello si può proprio osservare la vita sommersa, gli animali che vivono sott'acqua. Il secondo e il terzo livello invece sono dei punti di osservazione ideali. Nell'arco di un secolo di osservazioni sono state avvistate 307 specie di uccelli, chiaramente, alcune rare, altre meno rare. Ecco, dunque la riserva è servita anche a questo, magari a ripopolare nelle nostre zone degli uccelli, insomma, che stavamo perdendo. In alcuni casi sì, ad esempio nell'oca selvatica è stato fatto un progetto di reintroduzione, in quanto si riproduceva in Italia fino al 1700 più o meno, e appunto sono stati liberati degli individui che hanno incominciato a riprodursi liberamente e hanno creato un nucleo di un 150 individui circa, che tuttora si riproduce e sta aumentando piano piano. Ecco. E ci sono delle specie che sostano qui nella riserva anche tutto l'anno? Alcune specie sono presenti tutto l'anno e alcune magari solamente per un'ora o forse anche meno. E poi però, Silvano, quali sono le altre caratteristiche? Le altre caratteristiche di questa zona sono le barene, che sono degli isolotti ricoperti da vegetazione, una vegetazione particolare in quanto qualche volta durante l'anno viene ricoperta dall'acqua salmastra, per cui deve sopravvivere in presenza di acqua salata, e questo tipo di vegetazione viene detto vegetazione alofila. Quali sono gli animali che frequentano queste zone? Animali che frequentano queste zone sono in genere anatre oppure uccelli limicoli. Limicoli perché vanno a nutrirsi nel limo, nel fango. Tra le specie di limicoli che sono presenti in questo periodo possiamo contare un numero elevato di chiurli, che sono stati eletti anche simbolo della riserva. Staranzano è un paese che ha molti legami con l'ambiente naturale. Oltre alla riserva c'è ad esempio il lido di Staranzano, la spiaggia locale nella quale d'estate in molti si cimentano nel windsurf. Come le vicine spiagge di Monfalcone Grado, è caratterizzata da bassi fondali sabbiosi. Questo albero rappresenta il simbolo del paese, il bobolare in dialetto bisiacco, un bagolare secolare che occupa ancora la piazza principale e che sta a testimoniare il legame degli abitanti di Staranzano con l'ambiente naturale nel quale sono inseriti e dal quale fino a pochi anni fa traevano i mezzi di sostentamento. Benvenuti alla Sagra della Rassa di Staranzano, una tradizione, pensate, mi hanno detto che qui dura da ben più di 100 anni. Beh, ma a questo punto dovrei anche dirvi cosa significa rassa in italiano, niente più che anatra. Sono più di 200 anni che Staranzano prepara la razza per tutti gli ospiti. Nasce da un'antica tradizione dei coscritti che durante il periodo invernale facevano la raccolta appunto
nelle case dei contadini qua attorno di Masurini e Anatre, e poi si ritrovavano in centro del paese per festeggiare la partenza per il servizio militare. Quindi questa sagra nasce più di 200 anni fa sotto l'impero austro-ungarico, proprio come festa dei coscritti.